Celestino Ciarò, complimenti intanto per le settimane passate perché avete conquistato una grande qualificazione in Coppa Italia e per la prima di campionato perché dopo un primo tempo difficile in cui il Sant'Ena ha avuto diverse occasioni, nel secondo tempo siete usciti voi, ne avete avuto diverse, quella di Ziani ancora vi ha fatto saltare dalla panchina. Sì. Hai detto perfettamente tutto tu, guarda, è stata una partita proprio così. La mia squadra ha regalato un tempo, ma non perché il quarto, perché noi non è l'atteggiamento nostro, noi siamo una squadra che deve fare guerra, una squadra che deve correre più degli altri, infatti nel secondo tempo si è visto. Certo. Primo tempo un'altra squadra, siamo entrati un po' contratti, magari nella testa questa qualificazione con l'Ilva ci ha un po' fatto volare. Prima trasferta, Ma va benissimo, cioè certo. noi siamo una squadra per salvarci, ragazzi, dunque va benissimo il punto a quarto. Però l'atteggiamento non mi è piaciuto per niente, il primo tempo. Secondo tempo, dopo una strigliatina e qualche cambio, si è vista un'altra squadra. Esatto, nel primo tempo ricordiamo che stavate per fare anche il gol, avete fatto il passaggio ad Agostino a un certo No, punto. vabbè, abbiamo fatto degli errori che secondo me neanche terza categoria, errori proprio da principianti, non esiste. Però Celestino, anche in quegli errori ci sono state alcune azioni che avete fatto molto bene e si vedeva già. Ecco, quello che mi dispiace è che abbiamo giocato a sprazzi nel primo tempo, perché quando giochiamo la palla siamo una squadra di livello alto. Quando invece siamo timorosi, non pressiamo e arriviamo in ritardo, siamo una squadra da salvezza all'ultima giornata. Dunque dobbiamo capire l'atteggiamento, dobbiamo capire che noi per far bene dobbiamo correre più degli altri, perché abbiamo dei limiti, però per il secondo tempo faccio un applauso ai ragazzi. Tra l'altro nel primo tempo ricordiamo anche che hai perso un giocatore. È uno dei migliori. Esatto, Adesso in quel momento non so... stava facendo una bella gara a Guglielmone, ha avuto un problema alla rotula. Sì, quello spero che non sia un infortunio grave, perché Guglielmone è un pezzo da 90 che ho, è uno dei miei fedelissimi e mi dispiacerebbe troppo. Anche perché senza di lui subito si sono visti 3 o 4 svarioni incredibili. E dunque spero di recuperarlo, me lo auguro proprio perché Nico è un ragazzo d'oro, 25 anni, certo. È fisico e voglia, speriamo bene, stasera sapremo qualcosa in più. Intanto avete mosso la classifica, un punto, soprattutto non subite gol, perché è la terza gara di fila che non subite gol e questo vuol dire questo tanto. È tanta roba, però è anche nelle ultime, cioè nelle altre due partite, sempre con la 94esimo, perché fisicamente stiamo leggermente meglio degli altri, abbiamo fatto una preparazione molto pesante mattina e sera per 30 giorni, dunque i ragazzi sono prontissimi e si vede, alla lunga usciamo sempre. Le altre volte abbiamo fatto gol alla fine, oggi l'abbiamo sfiorato 3-4 volte, però è vero anche che al primo tempo 3-4 volte l'ha sfiorato il quarto, dunque diciamo che alla fine un pareggio è giusto. Adesso è tornato in casa, è esorito in casa in campionato, arriva il Tortolì che ha fatto così in Coppa Italia, arriva il campionato. Vedi, il contrario, sì. Quindi lì cercate la vittoria, bisogna stare attenti perché matricola, Tortolì, entusiasmo. No, ti interrompo sempre, ti interrompo. A prescindere dal Tortolì matricola, noi col Tortolì, col Tempio, con la Nuorese, con l'Ilva giocheremo con lo stesso atteggiamento. Poi sarà il campo a dare le risposte, ma rispettiamo il Tortolì, rispettiamo il Tempio, ma non teniamo nessuno. Dunque anche domenica giocheremo per vincere, con un atteggiamento diverso, sicuramente. È inevitabile fare la domanda, arriva il Tortolì, cosa ti ricorda? Tortolì ho passato un anno bellissimo, ho fatto il salto di categoria, ho degli amici, ci abbracceremo prima della partita, anzi non lo so, ci abbracciamo dopo. Senti Celestino, è chiaro, il Santa Teresa torna in eccellenza dopo 27 anni, non è stato facile costruire una rosa, dal di fuori si diceva che squadra stanno facendo, però poi vedendo il trascorso dei giocatori non era una costruzione a caso. No, li ho scelti tutti io col direttore, uno per uno, nessuno è venuto a caso, per caratteristiche li ho scelti, perché io volevo una squadra che corre più degli altri. Nelle due di Coppa Italia abbiamo vinto per questo motivo qua, perché abbiamo corso più dell'Ilva, anche se l'Ilva è nettamente più superiore a noi, è inutile che stiamo a dire stupidaggini. E dunque l'atteggiamento deve essere quella. Poi i risultati possono essere frutto di episodi, ma l'atteggiamento e la squadra è stata costruita per questo tipo di atteggiamento, che oggi è mancato. Tra l'altro stiamo notando nella tua rosa giocatori molto duttili perché è cambiato di posizione, Ziani che parte basso, poi in mezzo, poi a sinistra, e questa è la particolarità. Tutti i ragazzi che conosco io, ragazzi che hanno vinto il campionato con me a Barissardo, ragazzi di fiducia,
ma poi ho 24 ragazzi, uno più educato dell'altro, più seri, si allenano, zitti, pedalano, non sono contentissimo. Abbiamo fatto un miracolo sportivo. Appunto, raccontaci un attimo che entusiasmo c'è a Santa Teresa. No, neanche gli anni miei, neanche gli anni di Serie D, mai un entusiasmo del genere. Pensa che a Maddalena la prima giornata, a un certo punto un'azione, sento questo boato, che cavolo, mi sono girato in tribuna e c'era metà Santa Teresa. Poi in casa lo stesso, dunque c'è un entusiasmo, sono venuti anche qua, Sì. sono partiti stamattina, dunque sono contentissimo e cercheremo sempre Appunto, di regalare questa vittoria. di regalare questo campionato a questi tifosi perché se lo meritano. Grazie Celestino, in bocca al lupo Grazie a per il te, campionato. altrettanto.